Zahra Hamedi, 32 anni, attivista dei diritti umani, sorella del ristoratore veneziano Hamed, è atterrata da Kabul a Fiumicino alle 13.52 a bordo del KC-767 dell'Aeronautica Militare Italiana. Con lei a bordo altri 202 cittadini civili afghani, tra cui molti attivisti, tutti in fuga dai talebani. Se fossero rimasti a Kabul, come Zahra, avrebbero messo a serio rischio la propria vita, in quanto impegnati sul fronte della lotta per la tutela dei diritti fondamentali di donne, bambini, uomini. Zahra sabato scorso aveva partecipato infatti ad una manifestazione contro l'avanzata dei talebani in Afghanistan. Il fratello, lo chef veneziano Ahmed Hamadi, ha viaggiato tutta la notte per arrivare a Fiumicino per poterla salutare, sebbene a distanza. Con la sorella Zahra non si vedevano da più di 10 anni. L'ultima volta era stata nel 2006. Zahra Hamedi, ora prima di arrivare a Venezia, dovrà attenersi, insieme agli altri connazionali, alla prevista profilassi sanitaria, ovvero alla quarantena di 10 giorni legata al Covid. Grazie a tutti gli italiani, scriveva poche ore fa il fratello Ahmed sulla sua pagina Facebook. Grazie Italia, ma come Zara abbiamo il dovere di aiutare anche altri. Da una parte sono felice, dall'altra sono triste, perché Zara è una sola e così come lei ci sono 16 milioni di donne. Se poi aggiungiamo anche i bambini, il numero raddoppia, scrive sempre via social. Grande l'emozione da lui suscitata sull'opinione pubblica quando, temendo per le sorti della sorella, aveva chiesto l'aiuto della macchina politico-diplomatica, attivatasi da subito.